Buonasera e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Nuova tragedia nel Mediterraneo, un barchino carico di migranti affonda a 53 miglia da Lampedusa, almeno 3 le vittime accertate, tra queste anche 2 bambini. Domenica drammatica sull'Etna, un gruppo precipita in una scarpata nei pressi della Valle del Bove, perde la vita un 17enne. In un altro incidente muore un escursionista di 60 anni, difficili soccorsi a causa del meteo e del terreno impervio. Stupro alla Villa Bellini, a un anno di distanza la drammatica testimonianza del fidanzatino della 13enne stuprata, lui bloccato dal branco mentre si consumava la violenza. Il racconto shock ha il punto di Telecolor. Incendiò la casa dei genitori a Vittoria uccidendo la madre e la sorella, disposta la perizia psichiatrica per il tunisino piromane che da anni vessava i familiari fino al tragico epilogo. Catania serviranno 2 settimane per il ripristino della fornitura di gas nella zona di Via Galermo. Tecnici al lavoro per individuare la perdita che ha causato l'esplosione di 2 palazzine. La tavola dei Florio al Museo Atelier di Marella Ferrera a Catania. Una mostra fa rivivere le ceramiche della dinastia palermitana fino alla prima metà del Novecento. Calcio, Serie B, il Palermo manca il tris a Reggio Emilia, finisce 2-1 contro la Reggiana. Lucchesi, Ceccaroni e Sersanti le firme del match. In Serie C la Catania ritrova la vittoria al Massimino contro il Giuliano, doppietta di Guglielmotti e gol di Lunetta. Soddisfatto Toscano, stiamo lavorando da squadra. Brutta sconfitta per il Trapani contro la Juventus Next Generation. Bentrovati, lo avete sentito, in primo piano una nuova tragedia del mare, questa volta in acque maltesi a 53 miglia da Lampedusa. Sono almeno 3 le vittime dell'ultimo naufragio di un barchino carico di migranti, mentre altre 3 persone risultano disperse. Una motovedetta italiana ha raccolto superstiti e cadaveri e tra le vittime ci sono anche 2 bambini. Manlio Viola. Migliorano le condizioni del tempo e del mare, con l'arrivo di un paio di giorni di sole riprendono anche i viaggi della speranza, anche se proprio il mare non lo consentirebbe del tutto, soprattutto con i barchini usati da questi migranti. E con i viaggi riprendono anche le tragedie. Un naufragio è avvenuto in area SAR maltese a 58 miglia dalla costa di Lampedusa ed è costato la vita ad almeno 3 persone, fra cui 2 bambini, mentre altre 3 sono ancora disperse. 15 salvati, ma 3 di questi in condizioni sanitarie preoccupanti. A raccogliere i naufraghi è stata la nave della ONG Sea Punk. I superstiti ed i cadaveri, tra cui 2 bambini, sono stati poi trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera, mentre i 3 migranti in condizioni critiche è scattata l'evacuazione medica con un elicottero maltese. Sono nel complesso 4 i barchini intercettati invece oggi in acque italiane per un totale di 189 arrivi. Intanto riprendono i trasferimenti verso il centro trattenimenti allestito dall'Italia in Albania. Sono 49 i migranti imbarcati su una nave Cassiopea e destinati proprio in Albania, mentre altri 53 hanno consegnato il passaporto facendosi identificare compiutamente per evitare proprio il trasferimento verso il paese con cui l'Italia ha stretto accordi. E tragedie anche in montagna. In questa domenica sull'Etna ci sono 2 morti. Un gruppo di escursionisti è precipitato lungo una scarpata nei pressi della Valle del Bove. A perdere la vita è un 17enne, mentre invece in un'altra area nei pressi del rifugio Citelli è morto un uomo di 60 anni. Ma sentiamo il servizio di Orazio Longo. Bilancio pesantissimo per una domenica di escursioni sull'Etna. 2 persone sono morte, si tratta di un ragazzo di 17 anni e di un uomo di 60 anni. Entrambi si trovavano sulle sommità del vulcano. Il 60enne è deceduto dopo essere stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania dalla zona del rifugio Citelli. Si trovava a 2700 metri nei pressi dell'osservatorio di Neri. Il ragazzo di 17 anni si trovava nei pressi della Valle del Bove quando è precipitato per circa 100 metri in un'area denominata Schiena dell'Asino in territorio di Zafferana e Ternea. L'incidente lo ha coinvolto mentre si trovava con un altro
escursionista intento a percorrere il sentiero che si snoda sul vulcano ad un'altitudine compresa tra i 1800 e i 2000 metri sul livello del mare, fino ad arrivare a degli strapiombi rocciosi. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo potrebbe essere scivolato lungo una scarpata caratterizzata da una notevole pendenza. Non si esclude che la causa sia stata il cedimento di un tratto innevato. Recuperato con l'intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che hanno utilizzato un verricello e l'elicottero Drago, il 17enne catanese è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro, dove è arrivato intubato e con manovre rianimatore in corso per un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono apparse subito serie ed è deceduto poche ore dopo. In un altro incidente, poco prima, una sedicenne messinese era stata ricoverata al Trauma Center dopo una rovinosa caduta con lo slittino. Sul posto anche militari della Guardia di Finanza, della Forestale e personale del 118. Le condizioni meteo e il terreno impervio hanno reso particolarmente difficili i soccorsi. Al punto la trasmissione di approfondimento di Telecolor, la testimonianza shock di Angelo, il fidanzato della ragazzina tredicenne che esattamente un anno fa è stata stuprata alla Villa Bellini di Catania da 7 giovani di origine egiziana. Lo sentiamo in questo servizio di Simona Mazzone. Forse la prima volta in cui sentivo veramente uno di quei dolori. Proprio io messo lì come un deficiente, mentre c'era lei che stava subendo quella roba e non potendola aiutare. L'impotenza di agire, il dolore nel dolore mentre la sua fidanzata viene stuprata da 2 ragazzi, lui bloccato da altri 5 per impedirgli di salvarla. L'atrocità della violenza alla Villa Bellini, dove un anno fa, era il 30 gennaio, una ragazzina di soli 13 anni veniva violentata da un branco di giovani di origine egiziana, raccontato dalle parole di Angelo, all'epoca 17enne, protagonista e vittima anche lui di quell'atroce episodio. Il punto, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Telecolor, diventa ancora una volta finestra attenta sull'attualità, con la voce tremante e l'orrore di quel ricordo che ha segnato per sempre la vita di questi 2 ragazzi. Angelo ha raccontato, accompagnato dall'avvocato Eleonora Baratta, quei minuti interminabili, la sua fidanzata violentata dentro i bagni pubblici e lui lì fuori immobilizzato. All'inizio è entrato uno, poi è entrato un altro, nel mentre c'erano altri ragazzi che mi stavano tenendo a me. Danno i pugni, calci, morsi. Non solo l'orrore dell'episodio, ma anche subito dopo la violenza delle parole, della cattiveria che serpeggia tra i banchi di scuola e tra gli amici che lo accusano di debolezza, di non averla aiutata. Hanno iniziato a colpevolizzarmi dicendomi tipo potevi fare però di meglio, potevi aiutarla un po' di più, se c'ero io potevo fare qualcosa, dicendomi praticamente che sono debole. Urlandomi anche per i corridoi, ma guarda, i 7 egiziani. Adesso Angelo sta cercando di andare avanti, finito il rapporto con la ragazzina dell'epoca, ha una nuova fidanzata e oggi è felice. Mentre per gli egiziani, ognuno con diverse responsabilità nell'episodio, c'è un processo in corso. Incendiò la casa di famiglia a Vittoria, nel Ragusano, nella quale morirono la madre e una sorella. Ne ferì gravemente un'altra e il padre. Il 31enne tunisino, già seguito dalla famiglia e dal Dipartimento di Salute Mentale prima dei fatti, verrà sottoposto adesso ad una perizia psichiatrica. Veronica Barbarino. Verrà sottoposto a perizia psichiatrica Waudi Isaudi, il 31enne che nella notte tra il 12 e il 13 giugno dello scorso anno avrebbe incendiato l'abitazione di famiglia a Vittoria, uccidendo per le gravissime ustioni riportate la madre e la sorella. Un incendio in cui rimasero gravemente feriti anche il padre e la sorella più piccola. Una storia che toccò profondamente la comunità vittoriese, in cui la famiglia Saudi era ed è integrata. Aveva cosparso di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l'ingresso dell'abitazione. Waudi, che si trova oggi recluso in una sezione speciale del carcere di Siracusa, sarà sottoposta a perizia psichiatrica su richiesta del difensore per sapere se il suo assistito era capace di intendere e volere al momento del fatto e se in condizione di partecipare al processo. Waudi era infatti già seguito dalla famiglia e dal Dipartimento di Salute Mentale ed era stato già giudicato incapace di intendere e volere in un altro procedimento penale che lo aveva visto protagonista per una violenta resistenza a pubblico ufficiale. Le operazioni peritali avranno quindi inizio il 7 febbraio e il 10 aprile è prevista l'udienza davanti al GIP, nel corso della quale verrà escusso l'esito. Le ipotesi di reato sono incendio doloso, omicidio, tentato omicidio aggravato dai vincoli familiari, dalla crudeltà, dai futili motivi e dall'aver agito in circostanze tali da ostacolare la privata difesa.
Andiamo a San Giovanni Galermo, a Catania, dove si cerca ancora la fuga di gas che martedì scorso ha provocato una forte esplosione e lasciato senza casa decine di persone. Oggi la popolazione attende il ritorno alla normalità. Simona Mazzone. Il botto, la paura, la fuga e oggi l'attesa del ritorno alla normalità. L'esplosione di martedì scorso dovuta a una fuga di gas in via Fratelli Gualandi a San Giovanni Galermo ha lasciato decine di persone senza casa, ma soprattutto lo strascico di un disagio non da poco. La perdita ancora non è stata trovata. I residenti del circondario, compresi quelli di Trappeto e Sannullo, una popolazione di circa 30.000 persone rimasti senza gas. Un disagio enorme se si considera che questo è il periodo più freddo dell'anno e mancando la fornitura diventa impossibile cucinare, accendere i riscaldamenti, persino farsi una doccia. Ma gli operai di Catania Rete Gas, la società partecipata che si occupa di gestire la rete, sono al lavoro per individuare il punto esatto della perdita e per farlo bisogna operare con attenzione e per sezioni, analizzando zona per zona, metro per metro. Si tratta di un lavoro lungo e minuzioso di almeno circa 2 settimane. Dobbiamo aspettare un paio di settimane prima che la zona di San Giovanni Galermo sia rifornita nuovamente del gas cittadino. Questo perché la procedura imposta dall'ARERA richiede una particolare procedura di messa in sicurezza dell'impianto e successivamente, palazzina per palazzina, deve essere riattivato il gas attraverso la chiusura dei contatori, l'immissione del gas e la successiva riapertura dei contatori, in maniera tale che gli operai possano di volta in volta verificare se ci sono delle perdite nei singoli appartamenti, in maniera tale da non far correre a nessuno pericoli o rischi. Parliamo adesso del nuovo codice della strada e soprattutto del timore di bere anche un semplice drink, soprattutto nei fine settimana. Noi siamo andati appunto in giro per le strade della Movida e abbiamo ascoltato le opinioni della gente con Francesco Aloi. Vince sempre l'alcol, però sta andando anche di moda il non alcol, quindi drink analcolici. Dalla febbre del sabato sera al timore del sabato sera. Il nuovo codice della strada è in vigore già da qualche settimana e lo si nota anche immergendosi nella Movida. Penso che sia corretto essere un po' più prudenti alla guida ed evitare di bere alcol. Lo stiamo aspettando. Cosa? Il drink, no? Drink come alcolico o analcolico? Alcolico. Le sanzioni per chi beve e si mette alla guida sono più severe. Resta comunque invariato il limite massimo consentito, 0,5 grammi per litro. Credo che siano un po' eccessive, però nel senso se servono a salvare vite. Potevano rimanere anche come erano prima. Devi stare sempre attento. Diversamente dalle aspettative, però, la maggior parte dei giovani sembra essere favorevole a questa novità. Sicuramente è giusto controllare per la sicurezza di tutti e sono d'accordo. E per evitare una possibile sanzione c'è chi prima della serata va in farmacia ed acquista l'alcol test fai da te. Ci sono sia le fasce giovanili, quelle dai 18 anni così in su, ma soprattutto le fasce dai 30 ai 40. Quindi stasera che si fa? Si beve? Forse sì. No, assolutamente, ci rilassiamo. E quel bicchierino lì cos'è? Un bicchiere di vino molto piccolo. Solo uno? Sì, solo uno. E adesso un viaggio nel tempo e nelle bellezze della Tavola dei Florio al Museo Atelier di Marella Ferrera a Catania. Una mostra gratuita fa rivivere la storia delle produzioni di ceramica della dinastia palermitana, appunto dei Florio. Oggetti dal 1900 al 1940 che segnarono un'epoca. Eva Spampinato. C'è tutta la bellezza e l'eleganza della Sicilia dei primi del Novecento. Ci sono oggetti unici e rari scovati dai due studiosi e collezionisti palermitani Vincenzo Profetto e Antonio Locascio, e poi ci sono i pezzi della collezione privata di Marella Ferrera, stilista catanese che aveva il sogno di raccontare la maestria artigianale della manifattura dei Florio. Nasce da un dono da Donna Aga Paterno Castello. Sei la persona che dovrà avere dei Florio. Non capì
l'ho capito oggi. E così la visione diventa una mostra a tavola con i Florio, gratuita qui al Museo Atelier di Marella Ferrera, visitabile fino a maggio. 20 metri di tavola imbandita, oltre un centinaio di pezzi che arrivano principalmente da tutta la Sicilia per parlare di una delle attività dei Florio, forse meno conosciuta ma estremamente preziosa, quella della ceramica. Nel 1884 Ignazio Junior installa a Palermo questa prima fabbrica che produceva terraie forti ed è stata la prima fabbrica in Sicilia. I Florio chiamarono anche operai tedeschi per avere manodopera qualificata. Il piatto sulla tavola poteva anche dare questo arricchimento culturale. Poi ci fu l'esplosione della Belle Époque e sulle ceramiche fiorì l'Art Déco per le tavole della borghesia palermitana. Questo decoro riprende gli affreschi che si ritrovano a Villa Igea a Palermo. Una mise en place un po' immaginaria, immaginifica, con elementi, le piume che vescono proprio in modi, sai, il vapore, no? Queste sono vere paillette degli anni 20. Autentiche degli anni 20, ma ancora non c'è proprio l'avvento della plastica, c'è proprio il vinile. L'artista palermitano Domenico Pellegrino, creatore di opere diventate iconiche, omaggia Franca Florio con una luminaria interattiva. Franca Florio si anima, Franca Florio parla, recita i testi Italia scritti da Eleonora Lombardo, una Franca Florio che appunto si confida e ci racconta un po' la sua storia. Voglio dirvi di quest'isola e della tonnara, dei giorni che iniziarono a mostrarmi la vita che brulica e si... E noi ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio con i risultati delle siciliane in Serie B e naturalmente in Serie C. Vi aspettiamo. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale. Adesso apriamo la nostra pagina dedicata al calcio. Partiamo dalla Serie B con il Palermo che perde 2-1 a Reggio Emilia. Rosanero che non riescono a proseguire la mini striscia positiva. Lucchesi, Ceccaroni e Sersanti le firme del match. Vediamo nel servizio di Marco Gulla. Nessun tris, il Palermo perde a Reggio Emilia 2-1 e torna sulla terra dopo le 2 vittorie consecutive ad inizio 2025. La Reggiana vince mettendo a nudo i limiti atavici della squadra rosanero, sempre ingenua in difesa e poco concreta sotto porta. La formazione emiliana vince con il minimo sforzo, giocando una partita non esaltante ma sfruttando anche le indecisioni del portiere Sirigu, soprattutto in occasione del primo gol. Una sconfitta che fa ripiombare il Palermo nella sua crisi di identità. Dionisi conferma per 10-11 la stessa formazione delle precedenti settimane, c'è però Vasic al posto di Segre, 14esimo, la Reggiana passa in vantaggio, Lucchesi di testa, conclusione non irresistibile e palla in rete, Sirigu non è brillante nell'intervento. Il Palermo prova a reagire, Brunori si fa anticipare al momento della conclusione, al 25esimo pareggio dei siciliani, Ranocchia in mezzo, Ceccaroni spizza e Angola in porta, palla in rete, 1-1. Poi nitida chance per l'Eduaron che dentro l'area spara alto, non succede più nulla fino alla fine del primo tempo, ripresa, pronti via e la Reggiana torna avanti con questo gol di Sersanti, difesa rosanero che gioca le belle statuine, diagonale chirurgico, 2-1. Ritmi che si abbassano, la Reggiana alza il muro, il Palermo ha difficoltà a partorire gioco, la migliore occasione arriva ancora sui piedi di Leduaron che da ottima posizione tira ancora una volta sopra la traversa, poi ancora Leduaron, colpo di testa, botta sicura e palla che viene salvata sulla linea da Libutti. Nel finale la foga va a scapito della precisione, non succede più nulla e adesso mercato, in settimana previsti gli arrivi di Magnani, poi Giampalo e Candela. E adesso la Serie C con il Catania invece che finalmente vince, si impone al Massimino 3-1 sul Giuliano, doppietta di Guglielmotti e gol di Lunetta, prezioso rientro di Di Tacchio. La squadra va comunque rinforzata per quanto riguarda il mercato. Marco Carli. Il Catania conquista con il Giuliano la prima vittoria del 2025, rossazzurri in vantaggio 2-0 prima del quarto d'ora, poi il solito golletto evitabile subito e qualche patema, ma i 3 punti arrivano grazie ad un ottimo finale e a una prestazione tutto sommato convincente con ritorni importanti, quello in campo di Di Tacchio e quello fra i protagonisti di Guglielmotti. In avvio è solo Catania, inglese sugli sviluppi di un calcio d'angolo manda alto di testa, poi entra in scena Guglielmotti appunto, ben servito da Jimenez, il numero 44 si inserisce nello spazio e mette in rete
il pallone dell'1-0. Siamo all'ottavo, passano 5 minuti e l'esterno si ripete, si incuna in area dopo un tocco di Inglese e raddoppia, 2 reti in 300 secondi e gioia per il giocatore che non segnava dall'ottobre scorso. Il Catania avrebbe anche la chance del 3-0 ma Montalto sciupa. E allora, come spesso succede nel calcio, ecco il ritorno dei campani. Prima occasione e subito gol con Del Sole ben servito dalla sinistra da Valdesi, rivedibili le marcature. Il secondo tempo si apre ancora con 2 chance per il Giuliano. Quaini è chiamato ad un importante salvataggio sul tiro di Del Sole. Poi Padula fallisce una favorevolissima occasione, l'attaccante solo all'altezza del dischetto dopo un rimpallo manda alto. È il momento più difficile, ma il Catania torna avanti. Sturaro va a dar manforte al centrocampo ma deve uscire quasi subito per un problema fisico. Inglese dimostra tutta la sua classe con un tiro dalla media distanza che si stampa sulla traversa. Poi arriva il momento di lunetta. Jimenez pennella da destra, colpo di testa del numero 23 con Russo che rimanda in campo ma quando il pallone aveva già superato la linea di porta. 3-1, il Catania non soffre più, sfiora un'altra rete con Inglese e porta a casa la vittoria. Adesso l'ultima settimana di mercato, la palla passa alla dirigenza, servono gli innesti per provare a dare una svolta alla stagione. Soddisfazione nelle parole di Toscano dopo la gara, lo sentiamo. Per me oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, ma è già 2 settimane che stanno lavorando da squadra per migliorare, per risolvere situazioni, per trovare le soluzioni giuste. E oggi si è visto in campo, siamo partiti benissimo, dovevamo fare il terzo gol in un altro paio di occasioni, potevamo fare meglio sul gol preso, su una situazione che la potevamo leggere meglio, poi il secondo tempo sì, hai sofferto, non hai subito, hai creato altre 4-5 palle gol per fare il terzo gol, poi l'hai fatto, ma una partita interpretata bene, lo spirito giusto, è questo che voglio vedere, su quello che deve lavorare la squadra, sullo spirito. Il mercato è lunghissimo, è fatto di opportunità, è fatto di tempi, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, siamo vigili per rafforzare questo gruppo che già ha una base importante e dare soluzioni alla squadra di caratteristiche diverse. Netta sconfitta invece per 2-0 del Trapani contro la Juve Next Gen per i Granata. Questo è il terzo stop in 6 gare nel girone di ritorno. Terza sconfitta in 6 partite nel girone di ritorno per il Trapani. La squadra di Capuano perde per 2-0 contro la Juventus Generation in serie positive ormai da 8 turni, confermandosi dunque la squadra più in forma del girone meridionale di Lega Pro. Gara subito in salita per il Trapani che va sotto già dopo appena 8 minuti su un rigore per un fallo commesso da Toscano. Dal dischetto Guerra supera Seculin per l'1-0. Granata per tutto il primo tempo quasi sempre in balia della squadra piemontese e solo in avvio di ripresa gli uomini di Capuano provano una reazione. Grazie anche ai cambi, il Trapani appare più volitivo e colleziona diversi calci d'angolo. Le speranze di rimettere in parità la gara per i Granata sfumano però a 5 minuti dal 90° quando arriva il raddoppio dei bianconeri che in contropiede, ancora una volta con Guerra, chiudono la pratica. A tempo scaduto il Trapani manca un'altra occasione per dimezzare le distanze. Per il Trapani privo di Lescano ceduto all'Avellino, una domenica decisamente no, frutto non solo della forza degli avversari ma anche dei lavori in corso e dei tanti innesti non ancora inseriti nel progetto tecnico di Capuano. E continuiamo con la Serie C, parliamo del pareggio della Messina nello scontro salvezza di ieri al Pinto di Caserta, l'1-1 firmato dai gol di De Sena e Gareba e quindi vediamo insomma cosa è successo durante il match con Sergio Colosi. Il Messina di Banchieri riparte da un punto a Caserta che lascia immutato il distacco dal quartultimo posto. 2 gol, grandi parate, legni ed emozioni. C'è tutto nello scontro salvezza del Pinto. Buona partenza dei campani con vano sprecone e carretta pericoloso, ma a passare in vantaggio al minuto 26 sono i giallorossi con De Sena, a segno dopo 13 mesi, finalizzatore di un'azione in velocità avviata da Garofalo con assist di Lia. La casertana sbanda, il Messina affonda, il piede educato dell'esordiente Buchel smarca De Sena, il cui diagonale colpisce il palo. I padroni di casa chiudono gli avversari nella loro metà campo tra parte finale del primo tempo e inizio ripresa.
Crapicas insuperabile sui tentativi di Proia, Garebba e Vano. All'8° secondo legno del Messina. Sull'angolo di Petrucci Marino colpisce la traversa. Al 18° il pareggio della Casertana con Garebba. Il Messina teme la sconfitta, si copre. Crapicas fa il resto su Collodel. Dopo il pareggio torna d'attualità il mercato con difesa e attacco, osservati speciali. E noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con il TG Sicilia. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata e una buona domenica.